Il naso all'insù a guardare il campanile di San Marco. Chissà se i turisti ricordano cosa accade nella notte tra l'8 ed il 9 maggio del 97, quando un comando salì in cima per porre la questione veneta al centro della scena politica. A distanza di 13 anni, l'avvocato Francesco Mario D'Elia rilancia uno dei grandi misteri di questa vicenda. Dietro c'erano, come al solito, dietro c'erano delle menti raffinate. Qualcuno sapeva. Qualcuno sapeva, perché era qualcosa che era stato controllato, verificato precedentemente. E qualcuno ha lasciato fare. E qualcuno ha lasciato fare. Non ci sono dubbi sul fatto che alla vigilia di quella notte gli inquirenti fossero già sulle tracce dei Serenissimi. Ed Elia formula un'ipotesi sul perché le forze dell'ordine non siano intervenute prima che si consumasse l'assalto. E in quel momento c'era tutto il problema con la Lega, quindi poteva essere una grossa trappola, che invece poi non è scattata perché la Lega si dissociò. In sostanza, secondo D'Elia, se la Lega, anziché dissociarsi, si fosse schierata subito al fianco dei Serenissimi, si sarebbe posta nell'illegalità, cadendo nella trappola tesa da una parte dello Stato o dei servizi segreti. In attesa dei riscontri storici c'è un dato oggettivo. Stamani, a fianco di Albert Gardin, leader degli indipendentisti veneti, si sono ritrovati davvero in pochi per celebrare l'anniversario dell'assalto al campanile. Il numero conta poco, la qualità della lotta che conta. D'altro canto il questore aveva vietato la manifestazione di Piazza San Marco, come previsto da un regio decreto del 1931. Come fanno a sussistere ancora delle leggi del fascismo? E non è mancato qualche momento di tensione, quando la polizia, a rigor di legge, ha chiesto i documenti per procedere all'identificazione dei presenti. Vabbè, lei mi deve dire perché lei mi chiede il documento, secondo quale motivo, quale finalità.